Nuova puntata oggi di Sicilian Secret di Dimensione Sicilia, oggi in uno splendido scenario in occasione del Viscalori in Fiore. Passeggiando per l'antico e suggestivo borgo di Viscalori qui a Via Grande è possibile imbattersi in tanti personaggi. Uno tra i tanti il one man show del teatro siciliano. Intervisteremo oggi il maestro Gilberto Idonia. Maestro, innanzitutto grazie di aver accettato di scambiare qualche battuta con noi. Siamo qui nel borgo di Viscalori, Via Grande, un borgo antico e suggestivo, un palcoscenico naturale come pochi. Ecco, lei che è abituato a calcare le scene dei più grandi palcoscenici del mondo, non pensa che in Sicilia di questi palcoscenici naturali ce ne siano tanti da visitare? Io quando vado nei palcoscenici di tutto il mondo, innanzitutto dico, certo, è qui bello, però non mai bello come può essere il nostro teatro greco di Siracusa o il teatro greco di Taormina o il teatro greco di Catania. Col tempo ci arriverete, però lo faccio per dare ai siciliani che vivono all'estero un pizzico di orgoglio. Perché quando i nostri siciliani sono arrivati all'estero li chiamavano patasusias per i lordi, li chiamavano mafiosi. E allora invece quando io faccio lo spettacolo parlo di una Sicilia che oltre alle bellezze naturali ha le bellezze culturali e quindi io dico, voi dovete sapere che vengo da un paese dove quando Archimede dava le sue lezioni, Sofocle scriveva e recitava le sue tragedie, Demostene dava lezioni di oratoria, il filosofo Gorgia D'Alentini sosteneva che nulla esiste e se qualche cosa esistesse non si può trasmetterlo agli altri. Voi non eravate ancora nati, mentre noi siciliani eravamo già grandi e come vi direbbe nella sua lingua la mia gente, uauci erano solo nuddu ammescato con niente. Il nostro clima, il nostro mare è insuperabile e poi l'ospitalità dei siciliani ce l'hanno nel DNA e non si trova da nessuna parte e quindi visitiamola questa terra perché i siciliani hanno quel quid che manca a tutti. Lei parlava proprio di cultura, la Sicilia è terra di grandi drammaturghi, di grandi commediografi, anche di grandi attori, ma tutto questo può derivare dal fatto che in fondo la caratteristica di noi siciliani è la teatralità che insita nel nostro carattere, che ci rende un popolo amato e diverso nel resto del mondo. Ma perché noi abbiamo innanzitutto il gesticolare, noi riusciamo a parlare con tutti perché il nostro modo di esprimerci, la nostra teatralità è innata e io spiegavo in una lezione alla Catholic University di Washington, dicevo vedete Catania è in Sicilia e uno studente mi disse Italia e no dico Italia è Italia ma Sicilia è Sicilia e quello mi disse for example, disse che esempio ci porto ora? Vedi, ho detto se alle 3 di notte arriva una telefonata a Milano, Italy, il milanese risponde pronto e dall'altra parte dice scusi parlo con Casa Pappalardo e il milanese ehi animale come ti permetti alle 3 di notte? Ma scusi se ho sbagliato un numero, solo un cretino sbaglia il numero. E invece se la stessa cosa accade a Catania, Italy, but Sicily, e pressappoco succede questo, che il catanese tutto assonnato risponde pronto e dall'altra parte scusi parlo col 91 71 38 e il catanese pu cornuto una vissanzettato uno perché è sdrammatizzare è uno dei nostri miglior pregi e qui sono nati grandi geni da Giovanni Grasso a Musco e qui grazie a un autore dal nome Pirandello è nato il teatro italiano. Ci sono state negli ultimi anni anche diverse fiction che hanno aiutato a fare conoscere la Sicilia nel mondo, noi abbiamo diversi percorsi come il percorso di Montalbano che fa scoprire tutta la parte della Sicilia del sud con tutte queste casette bianche, questo mare azzurro bellissimo e anche questo fa parte diciamo della teatralità
naturalità, del palcoscenici naturali che ci sono in Sicilia. Ma guarda, a Camilleri si deve molto perché la Sicilia vive con stereotipi della mafiosità. Dico, io sono uno di quegli attori vittima fra altre cose a teatro faccio solo commedie e invece nelle fiction faccio sempre il mafioso. Camilleri ha creato questo personaggio e ha dato la possibilità di mettere, e penso che il successo di quella fiction è oltre alla capacità degli attori, alla capacità del racconto, anche alla capacità di mettere delle location che sicuramente fanno vedere questi squarci di Sicilia meravigliosi. Quindi in conclusione diciamo che lei è d'accordo con quello che diceva Goethe, che finché non si è vista la Sicilia dell'Italia si sa poco e nulla. Infatti io lo dico andando in giro per il mondo, tornate perché ve l'hanno raccontata, ma nel racconto non si troveranno mai le parole giuste per descrivere esattamente quello che vi siete persi. Ringraziamo il maestro Gilberto Idonea. Per Sicilian Secret da Silvia Ventimiglia e Daniela Torrisi è tutto, alla prossima. Il profumo di zagara, il richiamo a questo profumo della nostra terra, il profumo di zagara, di gelsomino e di ginestra, 3 profumi che identificano la nostra terra. Grazie Sicilia.